filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Potere al Popolo. Scusate, perché sto provando, continuo a chiamare, ma non mi risponde. Perché non mi risponde? Non mi risponde! Lo psicologo del PD non mi risponde! Troppo lavoro! Ah, perché sono finiti i soldi, no? La piattaforma statale per avere lo psicologo gratis. Anche perché, hanno detto gli psicologi, non è che ne devi prendere uno soltanto per te. No, no, no! Lo psicologo deve essere uno per ogni componente della famiglia. 4 psicologi per la famiglia Varin. Ognuno di noi ha bisogno di uno psicologo, ma anche molti giornalisti, ragazzi, hanno bisogno dello psicologo. Guarda, a questo punto glielo pago io volentieri. Basta che finiscano con sta menata di San Giuliano, basta! Non ce ne fotte nulla! E non è vero, invece, non è vero, perché la sciura di San Giuliano, non la signora, la moglie, che purtroppo naturalmente ci spiace per lei, ma speriamo che tutto si rimetta a posto. L'amante, se mai sia stata un amante di San Giuliano, ma quante visualizzazioni, cioè ne aveva poco più di Sammy Varin, adesso è decollata, 70.000 visualizzazioni, follower, perché fa le storie su Instagram, queste, capito? E ogni storia commenta qualunque cagata che dicano in radio, in televisione sulla sua storia con San Giuliano. Sì, e sono tutti lì ad aspettare la storia di questa. Com'è che si chiama? Non lo dico neanche, guarda, non voglio fargli pubblicità, però signori, capite che miseria umana miseria. Siamo degli uomini, certo, facciamo errori, però anche voi andarci dietro a questi errori. Qui parlo con i giornalisti, cioè si dice la notizia e basta così, non c'è bisogno di insistere. No, addirittura un quarto d'ora al TG1 per fargli spiegare. Spero che ci sia ancora qualche psicologo disponibile anche per questi giornalisti, insomma, professionisti di una certa caratura. Buon pomeriggio da Sammy Varin, Potere al Popolo. Fatevi abbracciare, vi abbraccio moralmente tutti voi che oggi avete cercato di andare da qualche parte con l'automobile e poi avete guardato bene in giro e detto no, io ritorno a casa. Giuro che ho avuto anch'io lo stesso pensiero, se non fosse che oggigiorno con le tecnologie puoi fare la trasmissione anche da casa, anche seduto sul cesso se vuoi, solo che e qui lo sapete, siamo come si dice, quelli che parlano difficilmente, vabbè, facciamo tanti lavori, ecco, ve la traduco, e quindi Sammy Varin c'era bisogno anche per la post-produzione, per le repliche, per programmare il weekend, e da casa queste cose non si possono fare. Allora ho sfidato gli inferi, ho sfidato gli allagamenti e mi è andata di culo che sono riuscito ad arrivare. Però veramente l'appello figlio d'Apollo del Sammy Varin: se potete evitate di uscire, perché non è giornata, la situazione a Milano è veramente caotica, strade e sottopassi allagati, disagi per metropolitani, tram, ritardi, cancellazioni per i treni, ma soprattutto le strade che si stanno allagando, non soltanto i sottopassaggi, anche le strade normali si stanno allagando, quindi fai quell'effetto aquaplaning con le ruote, che significa dire: dove cazzo sto andando? L'auto va per i fatti suoi. Cerchiamo di evitare, l'appello figlio d'Apollo: se non avete appuntamenti proprio importantissimi che ne vale della vostra vita, cerchiamo di non uscire. Ma l'abbraccio più grande naturalmente per tutti coloro che si trovano in mezzo a questo maltempo. C'è un disperso nel torinese
È stata attivata la vasca antiesondazione per il Seveso, sacra vasca di laminazione, che da decenni aspettavamo e almeno una ce l'abbiamo. È chiaro, è la burrasca di fine estate, speriamo. Poi uno dice, ma forse era meglio che andava avanti il caldo, ci piaceva di più questa cosa. Speriamo naturalmente che non succedano ulteriori gravi danni. A Milano 100 millimetri di pioggia in 6 ore. In 6 ore, sottopassi allagati, chiuso un tratto di metropolitana e la situazione, come vi dicevo, non è destinata a migliorare, perché non è che stia per arrivare un sole bellissimo. Chiuso un tratto di linea della metropolitana 2 per allagamenti, ci sono poi treni cancellati tra il Bresciano e il Cremonese, alberi caduti in Val Brembana e nel Varesotto, ma soprattutto parleremo tra un quarto d'ora, ci colleghiamo con il Piemonte, vedremo com'è la situazione nel torinese. Subito la canzone indipendente che ci fa un po' di coraggio, per fortuna. Oggi cominciamo con la lingua lombarda, con i sogni di Ovatta, o meglio di Bambagia, Son de Bombax con Liligri. Beh, ragazzi, la traduzione ci vuole per chi non ci ascolta dalla Lombardia, però se la riascoltate capite. Son de Bombax, Liligri. Lei si chiama Simona Scuri, che con Luca Z si sono messi insieme a fare un po' di musica disco music, ma qui siamo quasi techno e funky, c'è veramente di tutto. Son de Bombax, le tradizioni, le lingue, i dialetti per farvi ballare. Cercate Simona Scuri e Luca Z sugli store digitali e semplicemente anche su YouTube. Con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin e Potere al Popolo, a quest'ora molto spesso ci colleghiamo con la redazione di Radio Libertà nella sezione video, nella sezione internet. Sul sito radiolibertà.net trovate una controinformazione puntuale e potente, e con noi Beppe Braga. Eccoci. Ciao. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Una domanda Beh, stupida. questo sogno bombastico in realtà è la pioggia. È la Venendo pioggia. giù,
sta venendo giù a vasche da bagno, una roba che non si può stare in giro. Si stava meglio, non so quasi come arriveremo col a casa caldo. stasera. Era meglio il caldo. Ma io sono per il riscaldamento globale, sono per Sì, Bermuda infradito 12 mesi all'anno. Sì. Ragazzi miei, e allora continuando, facendo l'appello, mi raccomando, uscite soltanto se ne avete davvero bisogno, e chi c'è fuori, e speriamo naturalmente che non ci siano danni gravi, noi vi rinfreschiamo proprio nel senso tecnico, schiacciamo un refresh, andiamo sul sito di radiolibertà.net e vediamo quelle che sono le segnalazioni che ci sembrano interessanti per voi. Di cosa parliamo? Beh, oggi facciamo un po' di politica internazionale in contrapposizione con quella nazionale, perché della non politica nazionale, fra l'altro, non di quella vera. Allora, cosa sta succedendo? Che mentre noi ci stiamo... San Giuliano, sto non parlando non di stai San Giuliano. parlando di San Giuliano, No, perché noi sto non parlando di San Giuliano. non parliamo di San Giuliano, che ci crediate o no, non parliamo di San Giuliano. Allora facciamo una non parlata. Giusto? Cioè, mentre noi ci stiamo gingillando, i giornali si stanno gingillando con tutte le questioni cuoricine, non le cuoricine, le chat che fa pagati, gli aeroplani, le cose, le scuse di San Giuliano, che è un affair che... L'hai nominato ancora, comunque giuro che smetto. Lo stai nominando. Sì. E poi lo nomina di sguincio anche oggi Vittorio Feltri, che è tornato a fare il Bamba della settimana. E quello dovete dopo sentirvelo. Esatto, però se la prende con Bonelli in questo caso qui, no? Perché con Angelo Bonelli è noto, no? Del Verdi Sinistra, quello che ha comprato Ianni a Ordito, con la magnifica trama che ha portato Ilaria Salis in Europarlamento, no? Con grande successo. Con grande successo. Ecco, lo stesso, una cosa, questo è in realtà quello che dice Feltri, che la vera attività di Bonelli premium è quella di fare esposti. Fa esposti a chiunque. Ha fatto esposta del Mastro, ha fatto 3 esposti contro il ponte sullo Stretto, e adesso oggi ha annunciato che oggi depositerà un esposto contro San Giuliano, no? Perché lui fa un esposto su ogni cosa che in qualche maniera può interessare il giornale, in maniera tale che così ci va, no? La sua faccia in ogni caso viene fuori, anche se non c'entra un accidente. Sai che io non lo pensavo che volesse così tanto apparire. No, perché? Negli scorsi anni davvero aveva sempre la faccia triste, perché non lo cagava nessuno, perché nessuno lo poi hanno cominciato magicamente i colleghi giornalisti a invitarlo nei talk, e lo hanno pompato, pompa, ha soffiato finché pum, è esploso Bonelli, è esploso, e soprattutto è riuscito a fare questa magnifica coppia di Totò e Peppino, no? di Gianni e Pinotto, no? Con Frattoianni, che ha tenuto banco per una stagione intera fino all'Europeo, e ha preso i voti, esatto. E uno dice: ma allora siamo noi scemi a questo punto? Ci dobbiamo aggrappare a queste situazioni estreme perché c'è quello che non vuole rispettare le leggi e quindi si ribella alle leggi e vota quelli che non rispettano le leggi. Chiaramente non stiamo parlando di Salis, quelli querelano. No, per carità di Dio, no. Salis. No, però mentre noi ci stiamo gingillando con queste belle cose qui, no? Che sono, diciamo, abbastanza... c'ho il microfono proprio in mezzo ai denti, ecco, qui ce l'avevo. In realtà sta succedendo in Europa qualcosa di molto molto importante, e questa cosa importante è che abbiamo nell'aria il crollo dell'asse franco-tedesco. Ora, noi sappiamo che l'asse franco-tedesco è quello che in questo momento, con l'Ursula 2, dopo lo stravolgimento del risultato elettorale, no, sta tenendo in piedi questo accrocchio praticamente di tutte le sinistre possibili e immaginabili, che è praticamente l'alleanza a tutti tranne Marine Le Pen. Okay? Ora, però, l'Europa fino adesso si è tenuta in piedi su questo asse perché c'era un asse molto forte dal punto di vista tecnologico e politico, soprattutto in Francia, e economico della Germania. Ora, cosa stiamo scoprendo? Stiamo scoprendo che la Germania è entrata in una crisi molto pesante dal punto di vista economico-industriale, perché per esempio la Volkswagen, e noi sappiamo quanto lo Stato è legato alla sua industria, in particolare poi la Germania, ha annunciato che dovrà tagliare 10 miliardi di euro e chiuderà 2 stabilimenti in Sassonia. E questo è un po' un punto di non ritorno, ecco. Quindi la crisi economica tedesca
praticamente toglie potere all'asse invece che va in Europa, che invece ha tenuto in piedi questo assetto istituzionale europeo. Dall'altra parte questa la forza economica che la legittimava e aveva come contraltare, anzi come alleato, la forza politica invece che era quella francese. Ma in questo momento Macron ha un grosso problema, perché dopo l'esito delle urne siamo già a 8 settimane in cui Macron non sta riuscendo a fare un governo. Non c'è modo, perché esattamente come in Europa, anche in Francia hanno fatto l'accrocchio, tutti tranne Marine. Questo cosa vuol dire? Che questo accrocchio fa sì che nel momento in cui devi fare finché sei contro qualcuno funziona, quando devi fare qualche cosa non funziona più, perché nessuno va d'accordo con quegli altri, cioè sono, per loro natura non vanno d'accordo. Hanno anche loro i bonelli della situazione. Ma sono tutti dei bonelli questi qua. Quindi cosa sta facendo? Macron sta pensando, preso dalla disperazione ormai, di fare un'italianata in vecchio stile, cioè prendere il super tecnico, no? E c'è questo Thierry Baudet che ha un grosso curriculum di tecnico, no? Che attualmente è presidente di quell'ente che corrisponde un po' al CNEL italiano. È un tecnico però, cioè ben difficilmente riuscirà a mettere insieme, a mettere d'accordo le forze politiche e soprattutto a dare una risposta. Mica sono tutti Draghi, ragazzi, che adesso pensano pure peste e corna di questa Europa. Poteva dirlo prima tutto quello che pensava sto Draghi, però vabbè, chiusa parentesi, prego. Bisognerà tenere conto, cioè lui dovrà tenere conto che ci sono delle istanze del paese, Francia, che non sono prescindibili, il problema dell'immigrazione, la crisi di identità del paese, le periferie che sono fuori controllo, la perdita anche della grandezza economica, perché adesso la Francia sta avendo un rapporto deficit-PIL che è sempre più sconfortante e dall'altra parte c'è un popolo deluso e arrabbiato, anche perché il risultato delle urne interne, non solo quelle europee, è stato il medesimo, no? E quindi chiede una ricetta alternativa, no? E quindi a questo punto alle prossime presidenziali, cioè quando in discussione c'è dallo stesso Macron, i nodi verranno al pettine. In conclusione, con l'asse franco-tedesco che se ne sta, che si sta sfaldando, quindi l'assetto istituzionale dell'Europa così come è stato costruito dall'Ursula II è come dire, sta mostrando piedi d'argilla, ecco. Questa è una grossa crisi che non necessariamente però può portare sempre male, perché crisi vuol dire cambiamento, no, la radice greca. Potrebbe essere anche una buona occasione per vedere se è possibile di indirizzarci verso un'Europa differente, no? Che non è più guidata da questa filiazione dirigista, no? Dalla burocrazia esasperata, l'ideologia green che sta distruggendo l'economia. Fra l'altro la crisi economica tedesca non è non legata al fatto che l'ideologia green ha incominciato a intaccare non solo le imprese familiari, ma anche in grandi gruppi industriali. Però gli danno ancora i soldi, gliene danno ancora. Però qui adesso le cose stanno cambiando, cioè adesso si sta vedendo qual è il risultato. Forse qualcosa si muove. Ecco, quindi e questo potrebbe anche essere un momento per rivedere un pochino, no? Riportare in auge, no, le differenti culture europee, il pluralismo proprio dell'Europa, e anche vedere se è possibile creare delle alleanze e dei gruppi differenti rispetto a quello tradizionale. Un'occasione formidabile potrebbe essere, se non ci perdessimo dietro a parlare d'altro. Stava dicendo San Giuliano, Non l'ho detto. Non l'ha detto, ma l'ha pensato. Non l'ho detto. Anche solo a pensarlo. Non l'ho detto. Secondo me, guarda, ti chiamo, c'ho qua il numero, lo psicologo anche per te. Ci vuole solo perché lo hai pensato per un attimo. Chiaramente cerchiamo di sdrammatizzare il momento, che non è drammatico più di tanto, ci mancherebbe altro, ma che qualcuno vuole gonfiare e pompa finché pum scoppia anche quello come Bonelli. Grazie. Bene. A Beppe Braga. Grazie a tutti. Grazie. Ci sentiamo domani. Grazie Sammy, a domani. A domani. E voi, cari amici curiosi, certo, se siete curiosi della nostra controinformazione, magari anche un po' gomblottisti, perché ci sono anche quelli, fatevi un giro sul nostro sito internet. Non c'è soltanto la possibilità di aiutare Radio Libertà abbonandovi,
donandoci qualcosa, anche 5 euro, eccetera. Sul nuovo sito di Radio Libertà c'è anche controinformazione, quindi ci sono video, ci sono commenti di chi non vi aspettate. Proprio quest'oggi è ricominciato il commento di Vittorio Feltri, il bamba della settimana, che avete ascoltato in diretta su Radio Libertà questa mattina intorno alle 9:30, che riascolterete poi in replica questa sera e nel weekend. Ma ci sono tante fonti di controinformazione, anche quelle più leggere, guarda un po' caso, nella trasmissione È tutto un magna magna di Sammy Varin, si ritorna sul sito e si parla dello spiedo bresciano. Già, se volete avere maggiori informazioni sulle origini e la tradizione dello spiedo bresciano, che ci sarà proprio questa domenica a Rovato in provincia di Brescia, fatevi un giro sul sito radiolibertà.net e cliccate. Lo spiedo bresciano è servito ed è festa. Ma certamente, signori, tra pochi minuti avremo modo di aprire le linee allo 0292947222 e al WhatsApp 3406709659, perché arriva il primo ospite, pochi minuti e ci collegheremo con Regione Piemonte. Ritorna il Focus Piemonte, oggi con Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, della Regione Piemonte, e con lui chiaramente faremo anche il punto sulla situazione maltempo che sta davvero mettendo in ginocchio il nord, con allagamenti ovunque, ma soprattutto anche in questo caso purtroppo con dispersi. Aosta Piemonte, crollati 2 ponti, esondazioni in Val di Susa, Cogne nuovamente isolata. Uno dice andiamo a farci qualche giorno a Cogne, di nuovo chiusa la strada per paura chiaramente che ci possano essere dei crolli. Frane in Liguria, ma anche in Veneto è allerta rossa, timori per temporali e grandinate in pianura. Certo, parlando del maltempo, io non sono contento che sia arrivato il maltempo, ci mancherebbe, non scherziamo, però per fortuna si devia un po' argomento, come scherzavamo prima. Facciamo a meno di parlare di San Giuliano, il ministro in lacrime al TG1, facciamo a meno di ricordare che questi giornalisti professionisti che dedicano più di 15 minuti a un ministro che si mette a piangere per giustificare cose che non ha fatto, nel senso che non è successo assolutamente nulla di così grave, se ha speso soldi erano suoi e questa signorina non ha avuto accesso a nessuna cosa segreta, che mai ci fossero cose segrete a cui dovesse avere accesso. Non stiamo pompando troppo questa situazione. Non pensate davvero che vostro figlio, se vuole avere successo nella vita, ma deve studiare psicologia, deve fare lo psicologo. Abbiamo tutti, soprattutto noi giornalisti, bisogno di uno psicologo? Penso ormai che non ci siano altre soluzioni. Uno psicologo per tutti, ringraziando il PD, che è stato il primo che ha avuto questa bellissima idea. Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto. Tra poco, qui in Parlamento, Canzone Indipendente e Focus Piemonte. Qui Parlamento. Onorevoli colleghi, ancora una volta ci si divide sul diritto dei diritti, il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Ci si divide e noi non abbiamo inteso fare la dichiarazione di voto sulle vostre pregiudiziali perché riteniamo che voi operate una scelta di pregiudizio, un pregiudizio inaccettabile se si pensa che stiamo discutendo dell'articolo 32 della Costituzione italiana. La missione 6 del PNRR sulla sanità ci invita a fortificare la medicina di prossimità, a fortificare i processi di digitalizzazione. Ebbene, la piattaforma unica delle liste d'attesa è la digitalizzazione, è l'avanguardia del sistema sanitario nazionale, è la modernità.
La piattaforma unica interoperabile tra tutti i sistemi sanitari regionali rappresenta un primo grande passo verso la digitalizzazione del sistema sanitario nazionale e applica un modello unico, il modello di classificazione della popolazione stratificata, cioè vuol dire che il bisogno sanitario, e lo dico a chi non è consapevole, a chi non ha abbastanza cultura sul modello della popolazione stratificata, significa valutare i bisogni dei pazienti, perché le liste d'attesa rappresentano il bisogno di salute dei nostri pazienti e se ci sono file interminabili per alcune prestazioni bisogna che la programmazione sanitaria si basi sul modello unico di stratificazione della popolazione sanitaria del nostro paese. Ma la piattaforma fa di più e mi sento di ringraziare il ministro Schillaci, il sottosegretario Gemmato, ma anche Agenas, che ha compiuto grandi passi in avanti verso la digitalizzazione dei nostri sistemi sanitari tutti. Bene, la nostra piattaforma andrà ad analizzare una serie di indicatori quali i coefficienti di saturazione del patrimonio tecnologico ma anche del capitale professionale. E parliamo del patrimonio tecnologico. Un grande professore di alta formazione in sanità diceva: va valutato perché una macchina produce 10 prestazioni e una macchina 100.000, e per ritornare all'autonomia differenziata e quindi usare Cosenza come parametro perché magari ha un TAC ad elastico e Catania che ce l'ha ad alta specificità, dobbiamo chiederci attraverso i dati perché questo accade, perché dietro le liste d'attesa c'è il patrimonio tecnologico del nostro sistema sanitario nazionale che va rinnovato e va rinnovato nelle regioni del nord come del sud. E parliamo del capitale professionale, perché pensare che i nostri medici e i nostri pazienti siano costretti a fare prestazioni aggiuntive per evadere le liste d'attesa. Qui Parlamento.
Artisti indipendenti, ogni mezz'ora Sammy Varin ne passa uno, artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale ma conosciutissimi nel loro territorio e molto apprezzati sui social. In questo caso loro sono due fratelli, si chiamano Bro Berry, bro nel senso di fratello, Bro Berry, un duo di produttori, fratelli Stefano ed Enrico Berretti, con la canzone Nightlife che trovate su tutti gli store digitali e naturalmente anche su YouTube. Ci riportano alla realtà con il Focus Piemonte. Montagne Va ora in onda Focus Piemonte. del Piemont. Chi passa in front sta via città. E certo, piano piano si ritorna al lavoro anche con la politica, piano piano ritornano le regioni che si collegano con Sammy Varin e con Radio Libertà, ogni giorno una diversa, per parlare di territorio e naturalmente per confrontarci con voi ascoltatori che potete entrare in onda con noi chiamando 02 9294 7222 o inviando WhatsApp al 340 6709 659. Si commentano le notizie locali, ma chiaramente non solo quelle locali. Ritorna con noi, grazie per essere di nuovo con noi, il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte, Alberto Preioni. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Buongiorno, anche se purtroppo accidenti non è un buongiorno, abbiamo scelto la data di inizio del Focus Piemonte e guarda un po' cos'è successo. Io sbircio sui siti e vedo subito maltempo in Piemonte, un uomo disperso, 50 persone isolate per frane, esondazioni e ponti crollati. Questa Repubblica, mentre il Corriere parla già di un morto, 58enne muore travolto dal torrente Orco, crollati 2 ponti in Val Susa, esondazioni nel Torinese, strade trasformate in fiumi di fango, e questa ragazzi è una cosa comune anche alla città di Milano. Ho fatto l'appello prima, cerchiamo di evitare di uscire perché ci sono i sottopassaggi allagati, ma soprattutto anche le strade sono diventati dei veri e propri fiumi e non si riesce a stare in giro. A Noasca, impressionante cascata di acqua e fango che viene giù dalla montagna. Su Torino si allagano i pronto soccorso di Molinette e Mauriziano e naturalmente la situazione non è ancora finita perché il maltempo sta proseguendo e si sta spostando anche sulla regione Veneto. Preioni, siamo alle solite, naturalmente l'allarme era stato dato con buon anticipo, ma ormai c'è davvero da temere ogni qualvolta che si preannuncia una piovuta, non è più una piovuta normale, ma deve accadere sempre qualcosa, Alberto. Certo, gli eventi sono sempre più estremi. Ieri si parlava già dell'allerta arancione, si è dimostrato purtroppo nella sua forza in queste ore, ha colpito prevalentemente le valli del Torinese e è naturalmente attiva tutta la macchina della protezione civile, delle forze dell'ordine. Le centrali operative sono assolutamente attivi, noi abbiamo una protezione civile che è tra le migliori d'Italia. Però insomma le notizie sono drammatiche perché adesso attualmente fortunatamente a Torino città non piove più, la situazione è verso la normalità, però in quelle valli ha fatto dei disastri incredibili. Oggi le precipitazioni appunto sono intensissime e purtroppo fenomeni come questi a volte si ripresentano. Da noi ad esempio in Val Angiasca è sotto controllo il fiume Angia, però ad oggi, ad ora fortunatamente non ha fatto danni e disastri. La protezione civile serve proprio per far sapere alla gente che quando ci sono le allerte, benché è naturale, non può essere una scelta estremamente precisa perché non possiamo sapere con estrema precisione quale valle, quale località, quale frazione colpirà, però bisogna avere la massima attenzione nell'evitare gli spostamenti, di stare nei piani alti e di utilizzare tutte le precauzioni, stare lontano da ponti, sottopassi e da situazioni che possono essere di allagamento, di pericolo.
però purtroppo anche in questa occasione contiamo il morto, che è un fatto assolutamente drammatico. Certo, Perché le cose si sistemano, gli alvei li pulisci, i lavori in emergenza si fanno, i ponti si ricostruiscono, una vita non la recuperi più. Esattamente. Senti, a proposito di questi eventi estremi a cui purtroppo ci dobbiamo abituare, si parla sempre più spesso e sempre più seriamente ormai della situazione assicurazioni, dell'obbligo in questo caso per gli imprenditori di assicurarsi, di stipulare un'assicurazione verso questi eventi estremi, ma io adesso aggiungerei non soltanto gli imprenditori, perché chiunque ormai è a rischio, anche soltanto io arrivando quest'oggi a Milano, i sottopassaggi erano tutti allagati e ho rischiato seriamente di rimanere bloccato con l'automobile. Bisogna parlarne ormai seriamente di stipulare assicurazioni. Le assicurazioni in alcuni casi sono fondamentali, poi in alcuni altri casi è complicato fartele fare, perché se parliamo di auto e così, certamente oggi c'è l'opportunità. Qua a Torino è la terza o quarta volta che i grandi ne fai di disastri anche importanti, ingenti, economici e le auto. Quello penso appunto, quello sono facilmente reperibili. Poi per quanto riguarda le attività è un po' più complicato, si parla assolutamente di costi maggiori, perché se io ho un'attività in montagna e abbiamo visto i danni che può creare un rigagnolo che ti entra in un'attività che la distrugge, quella è un po' più complicata, però ci si sta muovendo anche un po' in questo senso, perché purtroppo questi eventi sono sempre più frequenti. Naturalmente lo Stato, il governo, la regione interviene, però interviene con i tempi della burocrazia, interviene immediatamente sulla messa in sicurezza, sull'emergenza, e lì non c'è assolutamente problema. Però quando si parla poi di rimborsare i privati o gli imprenditori, i tempi purtroppo sono lunghi, perché va tutto rendicontato giustamente, va tutto periziato, e il comune solitamente è quello che fa da passacarte, poi però la pratica finisce in regione, e la regione anche se fa da passacarte, perché dipende dai fondi che stanzia il governo sulla protezione civile. Se hai 10, 20, 30 milioni di euro, dividi quelli rispetto ai danni che sono arrivati su quei territori. Se ne hai di più, ne dividi di più, però la procedura è molto complessa. Certo che se uno ha la fortuna di farsi fare un'assicurazione privata, periziarla, non avere litigio con l'assicurazione e farsi rimborsare, è innegabile che la burocrazia e la velocità è molto inferiore, molto più efficiente. Chiaro. Che ribadisco, fin quando si parla di assicurazione, si parla di una macchina, ti cade un ramo, una pianta, una macchina te la assicurano. Quando parliamo di un albergo, una struttura rigestiva, assicurazioni che sono di centinaia di migliaia di euro di rimborso, è una materia ancora un po' più complicata, e poi anche il premio assicurativo naturalmente, e la quota da pagare sale notevolmente. Certamente. Intanto stanno arrivando WhatsApp al 3406709659. Se volete potete entrare anche in onda con noi chiamando 0292947222. Con noi il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni. Hai citato la protezione civile e a qualcuno gli è venuto in mente, chissà per quale passaggio mentale, l'autonomia. E ricordiamo che insomma ce li abbiamo tutti quanti contro, mai come quest'estate si sono raccolte firme, si sono fatte pastasciutte antifasciste, tutto quanto per cancellare l'autonomia di Roberto Calderoli e quello naturalmente della Lega. Che cosa sta succedendo? La notizia di qualche settimana fa è che il Veneto ha annunciato che si opporrà ai ricorsi che regioni come la Sardegna, la Puglia e la Toscana hanno fatto per difendere la legge Calderoli sull'autonomia differenziata. E quello che questo ascoltatore chiede è se anche Regione Piemonte potrebbe fare la stessa cosa, perché c'è qualcuno che vuole danneggiare le regioni che vorrebbero utilizzare l'autonomia differenziata. Non ce la fanno neanche assaporare. Preioni.
Allora, noi come Lega abbiamo già chiesto al governatore Cirio di allinearsi col Veneto per fare appunto ricorso verso queste assurde proteste contro l'autonomia che arrivano insomma dalla sinistra, arrivano dai soliti centralisti. Venerdì avremo giunta con l'assessore Bussalino, che è il titolato, che ha la delega all'autonomia della Lega anch'esso. Assolutamente solleciteremo la giunta e il governatore Cirio per procedere in questo senso. Poi che il ricorso invece contro l'autonomia lo faccia una regione come come la Sardegna, che quantomeno gode di un po' più di autonomia rispetto al statuto ordinario, perché è una regione a statuto speciale, è abbastanza assurdo, è come se Trentino, è come se territori come questi facessero ricorso contro l'autonomia. L'Italia è arrangiata così non perché ha troppa autonomia, ma perché ne ha troppo poca. Di certo l'Italia oggi purtroppo non è uno Stato federale, noi abbiamo 3.000 miliardi di debito pubblico, delle sanità che sono diverse, ma perché abbiamo vissuto con decenni e decenni di ipercentralismo, quello che ha generato queste disparità e non ha responsabilizzato i territori. Noi siamo convinti che l'autonomia responsabilizzi gli amministratori, i territori e le regioni. Già oggi esistono 2, 3, 4, 5 Italie a trazioni diverse per PIL, per appunto servizi sanitari, servizi in generale, ma oggi viviamo appunto in un paese che è molto più centralista che autonomista. Siamo tranquilli tra virgolette perché prima cosa vediamo se invece il referendum dove la sinistra, i sindacati, l'ANPI stanno raccogliendo le firme verrà poi accettato dalla Corte o meno. Seconda cosa, anche per loro la battaglia di far passare un referendum del genere sta molto difficile, quindi la Lega farà valere, ma la Lega, tutte le persone di buon senso, tutti quelli che capiscono un attimo del funzionamento di questo paese, delle regioni e del fatto che questo paese ha bisogno più di autonomia e di tenere i centri di studi vicini ai territori, quindi siamo convinti, nonostante l'attacco di tutti, che la battaglia si può portare a casa. Sì, sicuramente È una battaglia lunga, è una battaglia che ha tanti step, ma ribadisco che una regione a statuto speciale faccia un ricorso contro l'autonomia e fa già ridere di per sé una notizia così, è anche incommentabile. Sì, sono quelle cose davvero tirate che penso anche l'opinione pubblica si chieda, ma che come mai è soltanto una questione ideologica. Proprio l'altra sera la Premier Meloni, intervistata su Rete 4, ha fatto anche una bella difesa dell'autonomia e questo magari potrebbe servire anche a zittire una certa Forza Italia che in questi mesi ha voluto mettere tanti puntini sulle i riguardo l'autonomia differenziata, continuando a nominare i LEP, e senza i LEP non si fa niente, saremo a sorvegliare. Insomma, sembra che Forza Italia, non solo sull'autonomia, anche sullo ius e schole, voglia un attimino fare la capetta, soltanto perché ha preso poche decine di voti in più rispetto alla Lega, diciamo così, Preioni. Sì, il paradosso è che nel governo abbiamo più problemi con Forza Italia rispetto a Fratelli d'Italia, che per loro natura dovrebbero essere più nazionalisti loro, invece è Forza Italia che frena e crea questioni, perché il discorso dei LEP è per le altre materie, ma le prime 9 materie che sono già escluse ai livelli essenziali sono già attuabili oggi, è quello che chiede il Veneto, che chiede la Lombardia, che chiede il Piemonte, che chiedono tante altre regioni. Le materie che non sono vincolate dai livelli essenziali possono già essere nella fase di trattativa tra governo e regioni. Poi le devono essere fatti, questi livelli essenziali, e poi si può passare ad altre materie ancora più importanti e corpose. Però non è che perché non ci sono non si può iniziare questo percorso. La battaglia è una battaglia complicata, perché figurarsi, la Lega ha vissuto il periodo del federalismo, del federalismo fiscale, della devolution, però alla fine ancora la nostra DNA, il nostro DNA, ed è ancora un motivo per cui questo paese o si salva o non si salva. Quindi è una battaglia giusta, è una battaglia che si fa, è una battaglia che si continua.
e Forza Italia speriamo insomma che si rassegnere, che pensi anche insomma da dove arriva, che pensi anche a Berlusconi che ha sempre collaborato con Bossi, con Calderoli, che ha una storia di libertà, di federalismo importante anche esso, e che ritorni un po' nei ranghi, insomma che non faccia autoostruzionismo a misure votate dal governo, da questa maggioranza. Anche perché, insomma, queste cose sono state concordate con tutta la maggioranza di governo, sono state sul tavolo e giustamente sono state portate avanti da tutti. Ancora WhatsApp al 3406709659, qualcuno mi ricorda l'articolo del quotidiano La Verità dell'altro giorno che ci raccontava che cosa succede a Cuneo, la Sharia etilica a Cuneo, dove alcune zone sono ormai fuori controllo tra risse e caos. Il crack venduto dagli stranieri si sposa troppo con l'alcol. Beh, allora a Cuneo la sindaca Pidina lo vieta l'alcol, facendo la cosa che piace poi di più alla sinistra, cioè togliere la libertà alle persone. Quindi facciamo l'appello, se volete andare a Cuneo a bervi qualcosa verso sera, attenzione, perché ci sono certe zone dove assolutamente vietato prendere uno spritz o una birretta. La droga è naturalmente invece assolutamente possibile acquistarla. Preioni. Ah no, questa cosa non la conoscevo e mi sembra una roba assurda e insomma l'hai ben commentata tu. Ci mancherebbe che nella patria del vino come Cuneo fanno delle misure del genere. Quantomeno bisogna intervenire su chi è ai disagi e mandarlo nelle patrie galere, perché sono il loro posto ideale. Quindi mi sembrano misure abbastanza da fuori di testa. La fantasia del PD a volte è veramente impossibile da spiegare, da raccontare. Ci vuole sempre il famoso psicologo che ormai abbiamo capito dobbiamo utilizzare un po' tutti noi per sopravvivere. E ancora segnalazioni, in questo caso dal Corriere di Torino. Mi arriva questa triste segnalazione che riguarda Verbania, la multinazionale del cioccolato chiude a Verbania, in 130 a casa. In una lettera ai sindacati l'azienda sottolinea la propria volontà di sostenere la crescita con investimenti in Italia, dove ha altri stabilimenti, ma l'impatto sociale è forte. Questa Barry Callebaut si chiama, multinazionale del cioccolato, che lascia 130 persone a casa a Verbania, dove chiaramente potete immaginarlo, la situazione con il lavoro non può essere il massimo, perché non è la città di Milano. In questi casi cosa si poteva fare, Preioni? Allora, questa è una brutta notizia che arriva da stamattina. In pomeriggio sentirò l'Unione Industriale, il sindaco Albertella è già sul posto, lì si parla di una chiusura al 2025. Ci auguriamo insomma che con tutte le parti sociali, ovviamente con la regione, con l'assessore Fiorino, apriremo il tavolo di confronto e si possa tornare a miti consigli, perché Verbania è vero che è una grande città turistica, noi abbiamo 4 milioni e mezzo di presenze turistiche, però sono anche importanti insediamenti produttivi come questi, e 180-200 persone non è che li ricollochi sul mondo del lavoro in 2 giorni. Quindi oggi, questa è la notizia di oggi, che dà una data di chiusura lontana, fortunatamente ancora, e spero che ci sia assolutamente margine di trattative e di ragionamento con la proprietà per fargli cambiare idea, e ci attiviamo da subito. Assolutamente sì, signori. Ultima segnalazione, certamente mi chiedono una battuta anche da parte tua sui nuovi italiani. Oggi c'è Repubblica che ne parla proprio nella sezione Piemonte. Sui banchi la carica dei nuovi italiani, ma 1 su 3 è senza cittadinanza. Il numero di studenti con origini stranieri continua a crescere. In alcune scuole di barriera di Milano valgono il 95%. L'assessora Salerno dice: Torino è la loro città, 3/4 di loro sono nati qui. Ferisce che non abbiano gli stessi diritti.
diritti degli altri. E quando si parla di diritti, signori, a me viene l'iterizia, perché vogliamo diritti, diritti, diritti per tutti, belli e brutti, cani e porci, tra virgolette, of course, ma doveri mai nulla. E quindi ti chiedo una battuta su questa situazione, che poi torniamo al solito torrone menato da Forza Italia durante l'estate. Quali diritti non hanno questi ragazzini che non hanno ancora ufficialmente la cittadinanza italiana, ma che l'avranno se la vorranno al compimento del 18° anno di età? Preioni. Ma sì, ma è un solita retorica a sinistra, appunto non c'è assolutamente una mancanza di diritti in Italia, c'è un percorso da fare, una volta che il percorso è compiuto uno accede, può diventare cittadino italiano e basta, non c'è motivo di velocizzare o di far sì che il primo che arriva dopo 4 giorni abbia la cittadinanza. La cittadinanza deve essere conquistata, devi sapere le culture del posto, devi sapere la lingua ed è giusto anche in alcuni casi che appunto non conosce la lingua, giusto, gli venga negata. In questo caso ci mancherebbe gente che studia, che lavora, che arricchisce il nostro paese, gli viene data, però non vediamo il motivo di accelerare o di avere una battaglia che non è un'esigenza reale, ma è solo una battaglia esclusivamente ideologica. E noi andiamo avanti naturalmente con la buona politica, ringraziando anche tanti amici che ci hanno scritto per darti il bentornato. Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte, con te ci sentiamo certamente nelle prossime settimane. Grazie mille, a presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro ad Alberto Piemonte, alla Regione, all'Alberto Preioni, alla Regione Piemonte, al Sammy Varin. Oggi c'è una confusione in testa, ragazzi, saranno tutti questi allagamenti, mamma mia, e saranno anche WhatsApp, perché io mi impappino leggendo i vostri WhatsApp. C'è Elena che mi ha spedito questo: stop autonomia, raccolta firme anche all'Electrolux. Villanova, pugnalata alle spalle dei lavoratori. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Lo stabilimento Electrolux di Susegana ha lanciato una raccolta di firme per chiedere lo stop alla legge sull'autonomia differenziata. Che cosa fa l'autonomia all'Electrolux che non va bene? Guarda, giurin giureta, prima o poi lo scoprirò, ma qua ci fermiamo solo per qualche minuto, certo, prima di ritornare insieme alla cronaca del giorno, alle vostre segnalazioni e alle vostre voci, chiamando 029294 7222. Qui Parlamento. Gennaio 2025 questo governo abolisce. E voi che fate? Voi cosa fate? Voi votate no all'abolizione del tetto assunzionale. Noi lo abbiamo abolito. Questi sono i fatti. E non solo, noi abbiamo detassato anche gli straordinari e le prestazioni aggiuntive. Ma come mai voi votate contro l'abolizione della tassazione e l'introduzione di un'unica fiscalità e tassa al 15%, seguita dal gruppo della Lega Salvini Premier, la flat tax ovunque, anche in sanità? Se voi siete i primi a dire ai vostri elettori che voi siete per la detassazione, ma voi oggi votate contro i vostri medici e contro i vostri infermieri. Ma votate soprattutto contro i pazienti. E quando dite pubblico e privato, io una precisazione la devo fare davanti all'Aula. Io credo che tutti qui dentro, nessuno escluso, siamo per il sistema sanitario pubblico, tutti quanti. E se dobbiamo aprire al privato per evadere le liste d'attesa, noi abbiamo coraggio e lo facciamo, perché un paziente metastatico che deve fare una TAC PET, al paziente non gliene importa nulla dove fa la prestazione. Non gli importa se lo fa in ospedale
o se lo fa in un centro accreditato convenzionato, che vuol dire, per chi non lo sa, un centro che ha requisiti strutturali e professionali per garantire quella prestazione. Noi abbiamo il coraggio di dire che lo facciamo, ma lo facciamo per tutelare la salute di ognuno di voi e ognuno di noi, e lo facciamo perché teniamo allo stato di salute di questo Paese. E allora noi vogliamo le piattaforme, no, ma non ci fermiamo qui, non vogliamo solo la piattaforma della lista d'attesa, noi vogliamo uno studio osservazionale che continui a verificare gli stati di bisogno di salute di questo Paese, da nord a sud, e basta evocare l'autonomia differenziata. Ci sono sistemi sanitari regionali eccellenti anche nel meridione, c'è il bisogno di salute è soddisfatto a sud come a nord da questo governo. È chiaro che la politica deve fare la differenza, è solo la politica che ha la responsabilità del maggior debito che noi verifichiamo in alcune aziende, e con questo spirito noi andiamo a controllare col sistema che viene creato dal Ministero un organismo di verifica e controllo che non va contro le regioni, è un sistema di verifica e controllo che andrà ad analizzare i dati che provengono dalla piattaforma e si confronterà col delegato regionale, che sarà il responsabile unico dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, perché ogni tessuto sanitario regionale ha una sua autonomia, una sua volontà di riscatto, e questo avviene a nord come a sud. E poi dobbiamo parlare della grande necessità che rivendicano soprattutto i medici e i pazienti di stare vicini a questo governo. Vi penalizzerà questo voto, perché il comparto sanitario non accetta che voi non accettiate defiscalizzazione, che voi non vi apriate a meccanismi diversi di finanziamento delle liste d'attesa. Quindi il gruppo Salvini Premier intero, tutto, è solidale alle politiche del governo, dice sì a questo decreto, e lo fa perché ci sono i fondi. E adesso basta con le bugie che dite ai vostri elettori. Ci sono 560 milioni, dovete smetterla di dire bugie al popolo italiano, perché qui noi parliamo della salute, della possibilità di sopravvivere, e come tale noi partito abbiamo già presentato tante proposte anche per i farmaci innovativi, per sveltire l'arrivo al letto del paziente di farmaci salvavita. Qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo l'estate al cinema! Fino al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Quest'estate Gru è compromesso! Maxime Le Mal è evaso di prigione. Gru ha dei nuovi nemici Intrusi! e dei nuovi alleati. Signore e signori, la nostra nuova arma segreta, i Mega Minion! Cattivissimo Me 4. Dal 21 agosto al cinema. In concorso all'81esima mostra del cinema di Venezia. C'è qualcuno che fa aggravare gli ammalati per non mandarli al fronte? Pensi che sia io l'infame? Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini. Hai capito cosa dischi? Io non li lascio, sti disperati. Fuoco! Campo di battaglia, un film di Gianni Amelio, dal 5 settembre al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Fino al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Tratto dal bestseller di Colleen Hoover. Lily Bloom, quanto tempo. Con Blake Lively. Lo ami? Io amo te. Non ti ho chiesto questo. È più difficile restare. Che è successo? Mi dispiace tanto. O andare via. Te lo giuro, io mi farò aiutare. It Ends With Us. Siamo noi a dire basta. Dal 21 agosto al cinema.
Batti gli occhi 2 volte se sono in pericolo. Il miliardario Slater King invita Frida sulla sua isola per una vacanza da sogno. Ma c'è qualcosa di sbagliato in questo posto. Se vuole uscirne viva, Frida dovrà scoprire la verità. Diretto da Zoe Kravitz, con Channing Tatum e Naomi Ecki. Blink Twice, dal 22 agosto al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Fino al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, qui è Ferra Metrano che vi sta parlando e vi presenterò a breve un nuovo brano, una nuova cover riarrangiata. Di chi? Di una grande cantante italiana, Giorgia Todrani, in arte Giorgia. Il mio giorno migliore, in una versione rock, pop, chiamatela come volete. Fra poco lo ascolterete qui, Radio Libertà, con Sammy Varin, Potere al Popolo.
Qualche dubbio ce l'abbiamo sul fatto che oggi sia il nostro giorno migliore, però la canzone è carinissima, signori, questa versione di Fer Ametrano, il mio giorno migliore, fresca, la trovate su tutti gli store digitali e su YouTube. Bravo Fer Ametrano, che ha sempre una fantasia davvero vulcanica. Dovete scoprire la sua produzione e parte l'abbiamo già scoperta proprio su queste frequenze. 14:12, buon pomeriggio, Sammy Varin, potere al popolo. Buongiorno anche a chi ci ascolta nella replica all'alba, ogni mattina dalle 5:30 alle 7:30 sono in onda in replica. Ci fermiamo? No, arriva il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Mai fermarsi, soprattutto perché mentre parlo la boccia continua a postare. Posta. No, non voglio parlare di San Giuliano, di sta menata. Cioè, ragazzi, a noi dispiace, ci mancherebbe, sono anche problemi personali, ma proprio perché sono problemi personali abbiamo voluti pubblicizzare, ingigantire. E adesso il palazzo trema, scrive Repubblica. Boccia torna a postare, ricatto non mio, ma da chi occupa i palazzi del potere. Chi ha fatto gossip? Io, San Giuliano o l'altra? Punto di domanda, ragazzi. Cioè, capisce che questa boccia sta aumentando i follower minuto dopo minuto. Boccia parla ancora e attacca la Meloni. I ricatti li fanno quelli nei palazzi del potere. Chi ha fatto gossip? Io, il ministro o l'altra? Queste sono tutte le aperture dei siti internet, ragazzi miei. Questa è roba importante. Le registrazioni dei dialoghi privati tra Boccia e San Giuliano. Ora il governo trema. Le registrazioni dei dialoghi privati tra Boccia e San Giuliano, e che cosa c'entra il governo? Chiudo subito la parentesi, guarda, non la volevo neanche aprire, ma continuo a parlare del fatto che c'è qualcuno che ha davvero bisogno di uno psicologo, e quel qualcuno sono i giornalisti professionisti che dedicano tutto questo spazio, pompati chiaramente da una certa sinistra, signori, perché se questa signora Boccia non è il cavallo di Troia di una certa sinistra, dillo un po' tu cos'è. Salutiamo Antonello Venditti che ne è uscito da quella problematica quando ha offeso la disabile, speriamo di sì. No, torniamo invece agli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma anche ai vostri WhatsApp, ne stanno arrivando moltissimi al 3406709 e voi come al solito mi trasportate dove vi pare. Allora, questo dove mi porta? Draghi. Lo abbiamo sentito al telegiornale, chi ha detto che siamo nella merda più completa, no? Uno dice, ma scusa, non lo poteva dire prima? Adesso si sveglia a dire che l'Europa ha sbagliato tutto? Draghi era quello che diceva non ti vaccini muori. Ahia, questo è il gomblottista. Che voce ha ancora dopo aver dimostrato di essere un premier pericoloso per la nostra salute? Oggi torna come guerrafondaio che sputa sulla nostra Costituzione, che aborra la guerra in ogni forma e contro qualsiasi stato straniero. La nostra maggioranza di governo ci è o ci fa? Si fa comandare da questo drago infuocato? Bella domanda questa, In attesa che ne arrivi un altro, la risposta è sì. Salve, so che sono molesta. No, qui non ci molesta nessuna, catcalling qui non esiste. Salve, so che sono molesta, ma devo dirlo. Questo Papa mi sta veramente seccando. Vedete come mi trasportate da una parte all'altra? Ma questa è la vera radio, capito? La radio veramente libera. Fate come questi ascoltatori, inviate il vostro pensiero su qualunque argomento al 3406709 Questo Papa mi sta veramente seccando. Mi sto impapinando. Ha baciato il Papa, ha baciato la mano per 2 volte a un imam. Sono arrabbiata, offesa e preoccupata. Certo, a lui, prossimo alla morte, uno dirà, non importa se le donne del futuro faranno la fine delle afghane, vero?
Lui che vive come un nababbo con i beni requisiti per secoli dalla Chiesa, scrivo tutto in minuscolo, attraverso il terrore dell'Inquisizione e poi sollecitando elemosine e lasciti a ingenui che credevano nell'aldilà. E siccome dall'aldilà non è mai tornato nessuno, non hanno potuto constatare di essere stati oggetto di una truffa, che poi quella di tutte le religioni, una montagna di bugie che ha terrorizzato i popoli per secoli. Un anti-italiano, perché non resta in Indonesia? Ciao e grazie per leggermi. Ci mancherebbe, noi leggiamo tutto, naturalmente prendiamo le distanze, non le prendiamo, non le prendiamo, e la verità sta sempre nel mezzo. Certo, il Papa è in Indonesia e è andato a fare un girettino. Da una parte c'è la moschea, dall'altra parte c'è la chiesa e c'è un cunicolo, no, che picci collega la moschea alla chiesa, ok? E noi siamo abituati ai cunicoli e sono quelli di Hamas. No, ci sono anche i cunicoli buoni e picciu, però lo ricordiamo, il Papa non è entrato in moschea, è stato fuori, non facciamo mica scherzi, no, adesso non vorrei che poi mi prendessi in parola e io ci entro, però capito. Questa è la controinformazione che ci piace dare, e se volete potete anche chiamarmi allo 0292947222, perché la nostra è una radio libera che fa sentire anche le vostre voci. Ad esempio c'è proprio una chiamata. Pronto? Appunto per quello la chiamo sempre. Signor Sandy, buongiorno. Lisetta. Buongiorno. Allora, io però parlo di un argomento diverso, Brava. anche se non è simpatico a qualcuno, ma bisogna dirlo anche questo, perché vedo che certi giornalisti lo dicono e molto in grande. Allora, signor Sammy, 75 anni della NATO, la NATO dopo Washington. È una notizia italiana, perché apparteniamo anche noi, ed europea. Allora, ci sono 90.000 militari USA che sono in Europa. Che ne dice lei? È un bel numero. Poi c'è la Spagna, signor Semmi, che sono 4 anni consecutivi che aumenta la spesa per la difesa. È arrivata all'1,28% ed ha assicurato che toccherà il 2% nel 2029. Lo stesso Stoltenberg ha detto che non ci può essere difesa senza una forte industria militare, così ho letto io. Eccezione, sempre signor Semmi, è l'annuncio di 4 paesi europei guidati dalla Francia. Ci sono anche Germania, Polonia, ci siamo detti anche noi, Italia, e forse si uniranno Svezia e Spagna per realizzare nuovi missili terrestri da crociera a lungo raggio. E per la infine, per la gioia dell'Italia, è stato nominato uno special representative del SEC generale, che sarebbe il segretario generale in parole povere, per la regione NATO meridionale. Peccato però, signor Semmi, che sia uno spagnolo e non un rappresentante del nostro paese. Io la saluto e buona settimana. Grazie, non si può avere tutto nella vita, dici te, no? Intanto chi ci sta guardando in televisione sul canale 252, sul nostro sito radiolibertà.net e sui social, stiamo trasmettendo la situazione a Milano, il nubifragio che si è abbattuto questa mattina e che non accenna molto a diminuire, e naturalmente l'appello che continuiamo a fare: cercate di uscire soltanto se vi conviene veramente tanto, ok? Cioè, se avete un appuntamento che proprio ci perdete tanti soldi, se è veramente la vostra innamorata, ma tanto innamorata, e allora proprio perché? Perché ci sono molti sottopassaggi che sono bloccati dall'acqua, per cui si formano code molto lunghe e quando arrivi davanti al sottopassaggio poi dici: e che faccio? Provo a passare oppure no? Molti ci hanno provato questa mattina a Milano e sono rimasti bloccati, soprattutto se avete un'auto ribassata, di quelle che si vuoi fare il fighetto, sono basse, e poi se trovi un po' d'acqua si ferma tutto quanto. Chiaro che il rischio c'è non soltanto nei sottopassaggi, perché le strade sono allagate, e quindi insomma cerchiamo veramente di evitare ulteriori danni. E certo, i danni purtroppo ci sono stati in varie zone del nord. C'è un disperso nel torinese, scrive Repubblica, ma per il Corriere purtroppo si tratta già di un morto. E che cosa ci attende
che cosa ci attende? Aggiunge il Corriere portando una sfiga della miseria. Cosa vuoi che ci attenda? Adesso passerà la grande burrasca al nord e al centro Italia, frane in Liguria, crollati 2 ponti in Piemonte, esondazioni in Val di Susa e l'allerta rossa che ha toccato anche la regione Veneto per timori di temporali e grandinate in pianura. Prendiamo un'altra chiamata 0292947222. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy, Poi Gianni. un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Padania e naturalmente alla signora Paola, che è il mio grande amico che non ho mai avuto la fortuna di conoscere, Sergio da Bolzano. Come no, lo ricordiamo davvero, è sempre con noi. Certo, e così tanti altri che non sono più, ma sono sempre ad ascoltarci, quindi sarebbe opportuno anche dai cosiddetti senatori e deputati della Lega di cercare di fare delle cose un po' da Lega. Lasciamo perdere il centrodestra, il centrosinistra, che ormai qui è tutta una poltiglia di porcheria unica, ma io volevo dire questo, cioè sarebbe opportuno, caro Sammy, e anche parlando con Giulio, che ho dei rapporti importanti, di far venire in radio, alla nostra radio, perché soltanto Carlo Cambi, il professor Fabrizio Pezzani e quando viene Giuseppe Liturri con Antonino Danna, cioè abbiamo il top delle notizie e delle situazioni che non ci sono in nessuna radio pubblica e soprattutto in Mediaset e schifezze varie che sono tutti omologate ai cosiddetti poteri. Ricordiamoci bene quello che ha fatto Mattarella, perché Salvini avrebbe potuto diventare Salvini Premier ed è stato bloccato da una porcheria che formalmente ci sta, tra virgolette, ma nella sostanza non c'è mai stata. Di conseguenza Salvini avrebbe potuto fare il Presidente del Consiglio e ci sarebbero delle situazioni ben diverse, credo, perché la Meloni, quando gli hanno dato l'incarico, il caro Mattarella, che sono quelli che comandano grazie a Oltreoceano, ricordiamocelo bene, ha disatteso tutti i programmi che c'erano, perché si doveva fare il presidenzialismo, che ricordiamocelo bene, con Scalfaro, Ciampi, Napolitano e questo che c'è adesso, hanno creato la distruzione totale del paese insieme al caro Mario Draghi, che poi lunedì dicono che farà l'intervento lì, eccetera, dall'Europa, che è un sicario dell'economia e della socialità del nostro paese, perché stanno distruggendo completamente l'architrave del nostro paese, che è costituito dalle piccolissime imprese, dagli artigiani e dagli agricoltori. Grazie Draghi, sicario dell'economia, e siamo in molti effettivamente a pensare una cosa del genere. 0292947222, avete capito, parlo con i nuovi ascoltatori come funziona la nostra radio. È una radio vecchia maniera, vecchio stampo, si entra in diretta senza dire di cosa volete parlare, senza dare il vostro numero di telefono come succede invece nelle altre radio. No, voi se chiamate 0292947222 vi risponde il regista, in questo caso è Lorenzo, vi chiede: vuoi andare in diretta? E se voi dite di sì, tranquillamente vi ritrovate a parlare con Sammy Varin, sentite la mia voce nella vostra cornetta telefonica e tranquillamente potete dire in diretta quello che volete su qualunque argomento, che sia la politica, che sia la cronaca, che sia San Giuliano. No, grazie, se si può evitare San Giuliano. Adesso la boccia se la prenderà anche con Medici. Per il momento se l'è presa con il governo, con i palazzi del potere, che uno dice: ma questa chi è? Ma che cosa vuole questa boccia? Gli hanno fatto i complimenti perché è una comunicatrice eccezionale, gli hanno fatto i complimenti. Misteri, apparizioni, sparizioni. Sono sempre più convinto che siamo in troppi ad avere bisogno dello psicologo. Ma intanto che cosa si muove in rete, signori belli? Guarda qua, sulle carceri servono più responsabilità
e meno illusioni. Dare speranza vuol dire offrire un futuro ai reclusi, non sconti di pena. A parlare il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che risponde un po' forse indirettamente a quello che sta succedendo in questo periodo. Lo sapete, adesso gli amici di sinistra cominciano a dire ma sì, ma togliamo anche le carceri, ma basta, cosa servono le carceri? Roba che uno rimane, no, a bocca aperta. Non può esistere. Guarda qua, Ilaria Salis propone di chiudere il carcere Beccaria, il carcere minorile di Milano. È un disastro. Aboliamo le carceri minorili, ma la vuole abolire anche il resto. Ilaria Salis da detenuta a giudice, ora vuole scarcerare l'accusato di terrorismo. Ragazzi, speriamo che questa rimanga in vacanza almeno fino a Natale, perché questa ci combina un guaio, perché poi zitti quatti, quelli di sinistra dicono ma no, quelli di sinistra intendo anche gli amici del PD, dicono ma no, noi non siamo d'accordo con Ilaria Salis, però lei mette sul tavolo dei problemi molto giusti, molto gravi. In questo caso, che ne so, danno la colpa a Regione Lombardia, che non riesce a mettere a posto, a sistemare tutti gli appartamenti che ha, e quindi, guarda un po', ce li ha anche con la città di Milano, e quindi rimangono sfitti, eccetera, eccetera. E giustamente la detenzione nelle carceri sempre più dura, cioè sono problemi reali, no? È che la Salis li vuole eliminare togliendo proprio la situazione, quindi cancellando le carceri, togliendo la proprietà privata. Qualcuno vorrebbe. Fammi prendere le vostre voci. 0292947222. Pronto? Sammy, ciao, sono Maurizio dalla provincia di Milano. Ciao, avrei tanti argomenti, però in questo momento capisco che devo mantenere i tempi consentiti dalla radio barra la considero la nostra indiretta piccola famiglia, perché siamo un gruppo che siamo molto vicini, quindi tutte le volte che io, anche se non la conosco di persona, sento la signora Lisetta con la sua vecchia educazione, con come si pone, come Gianni da Genova e altri amici. Premetto, io ascolto la radio dal 97, o forse anzi anche prima. Anzi, mi spiace che non ci sia più, non sento più Giulio Cesare Carnelli, ma comunque al di là di questo, anche a noi è dispiaciuto, ma pare che abbia trovato un lavoro migliore, e che non è difficile. Ma per carità, ci sta. Ripeto, cerco di restringere un po' le cose che nel mio cervello mi passano così. Visto che è una radio ascoltata dai nostri governanti del nostro partito, mi auguro veramente che sentano quello che la nostra famiglia indiretta, il gruppo, come la signora Lisetta, l'amico Gianni da Genova e altri, Marco, Igne, che ascoltino veramente, perché queste persone sono veramente la base, il popolo, e loro, a mio modesto parere, meriterebbero veramente un posto al di là di quello che loro nella vita occupano. Questa è la realtà di vita, quello che loro sostengono. E questo, sebbene non li conosco personalmente, ogni qualvolta io li sento non posso che dentro di me congratularmi con loro, perché dicono delle cose molto sensate. Concludo velocemente, Sammy. Per quanto riguarda il buon Venditti, come si è presentato l'ultima volta, e non mi dimentico la tua considerazione che hai detto che, scusate il termine, ti sta proprio sulle balle, io ho conservato ancora il video del 2015, quando lui, in modo molto arrogante, si pose verso Salvini, perché lui aveva la maglietta con le ruspe, e si è dimostrato per quello che è. Dico soltanto, non sono aggressivo, ma se fossi stato un familiare di quella persona, lui che sosteneva di insegnare l'educazione a questa persona, sarei tranquillamente salito sul palco dicendole: forse se c'è una persona che deve imparare l'educazione e trovati un buono psicologo, questo sei tu. Ecco, qua concludo. Grazie per il tempo. Ma grazie a te per i complimenti che ha fatto a voi ascoltatori, signori, e poi ci diamo l'appuntamento certamente a Pontida, perché questo ottobre, la Pontida d'ottobre, serve per riunire anche noi ascoltatori di Radio Libertà. Ci ritroviamo allo
stand di Radio Libertà sul Sacro Pratone, ma ne parliamo nei prossimi minuti. C'è ancora una telefonata, pronto? Sì, Ciao. pronto, senti ciao, che fine ha fatto Passaparola? Passaparola al nostro Maurizio. Bella domanda. Allora, si è fermato per l'estate sicuramente, però lo rivogliamo assolutamente. Siccome so che ci ascolta, Maurizio ritorna. Sai perché? Perché avevamo ancora l'orario estivo e quindi non c'era spazio per tutti quanti. Adesso si riaprirà la la sera, e sono certo che fa capolino il Maurizio del Passaparola con i suoi gomblotti. Assolutamente Speriamo, perché la sua trasmissione è veramente bella, dà notizie che non si sentono da nessun'altra parte. Assolutamente no, ma pensa che, ti dico questa cosa, quando c'è il Maurizio in onda, noi dobbiamo bloccare i social, perché altrimenti i social ci fanno fuori, si scatenano verso di noi, perché dice delle cose che Facebook e che YouTube non tollerano. Non si possono dire queste cose in giro, e noi le diciamo lo stesso, ma in quel momento dobbiamo bloccare i social perché sennò ci cancellano proprio, capito? Va bene, grazie. Grazie a te Maurizio. Fatti avanti, lo ricordiamo, dalla prossima settimana ritorna normale la programmazione di Radio Libertà e quindi avremo diretta fino alle ore 21. Ci fermiamo ma solo per qualche istante, ragazzi miei, e tra pochissimo lo spot a Cerbis, il Qui Parlamento, la canzone indipendente, e poi Sammy Varin torna in onda ricordandovi proprio gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Qui Parlamento. Grazie, ringrazio anche gli interroganti. Ci sono sia la cabina di regia che il tavolo tecnico che i finanziamenti, finalmente dopo anni di attesa. In particolare la situazione che riguarda la Sicilia rappresenta un'emergenza nazionale per la quale stiamo mettendo in campo ogni azione utile a superare criticità emerse ed evidenti, ahimè, da anni. Ricordo gli ultimi interventi. Il Consiglio dei Ministri il 6 maggio scorso ha deliberato per la durata di 12 mesi la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, stanziando per i primi urgenti interventi 20 milioni di euro. Il successivo 7 giugno è stato approvato il piano degli interventi e delle misure più urgenti redatto dal Presidente della Regione, che prevede 52 interventi infrastrutturali per nuovi pozzi e 86 interventi per la manutenzione e l'acquisizione di autobotti. Come anche da lei ricordato, il Ministero ha concluso la fase istruttoria per il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico lo scorso 29 maggio. Nella medesima seduta, quindi meno di 2 mesi fa, ho presentato personalmente un primo stralcio di programmazione finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse direttamente del mio ministero. Una quota importante per la Sicilia, per circa il 10% di questo stralcio, riguarderà 7 interventi per 92 milioni di euro su un totale di 75 opere idriche finanziate in tutta Italia. La seduta della Conferenza delle Regioni prevista per domani, mi auguro, darà l'intesa. Nel contempo il commissario straordinario nazionale da lei ricordato proporrà un piano di azioni e interventi urgenti che ovviamente dovranno avere un periodo di attuazione di brevissimo termine, vista l'emergenza che lei ben ricordava. Pertanto, fra tavoli tecnici che attendevano la nomina da tempo, cabine di regia, finanziamenti non utilizzati e individuazioni di azioni nel breve termine, diciamo che negli ultimi mesi ci siamo assolutamente portati in pari. Per l'intero governo e l'intero Parlamento, a prescindere dai colori politici, l'emergenza siciliana è una delle priorità su cui tutti stiamo lavorando. Grazie signor Ministro, facoltà. Qui Parlamento. Perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto, un ben ritrovati cari amiche, cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, voglio ricordarvi che noi siamo chiusi nel mese di agosto dal 5 al 25, ma aperti i vostri ordini, quindi noi prepareremo tutto per la consegna di settembre. Ma a settembre avremo disponibilità, perché molti, ahimè, non ce l'hanno fatta, è un prodotto particolare del nostro collagene, l'ACEUC2, il collagene non denaturato di tipo 2, un qualcosa di straordinario.
Di cosa stiamo parlando? Non parliamo di un antidolorifico che tu prendi alle 5 e poi stai bene fino alle 8 e alle 8 è finita, la festa è finita, ma parliamo del collagene, ma un collagene standardizzato di tipo 2, con la presenza di boswellia titolata al 65% di frassino, di vitamina B1, B6, vitamina C, vitamina D3, insomma. Molti lo conoscono, la grande offerta di ricevere il nostro ACOC2, il nostro collagene, anziché 3 confezioni che è il trattamento consigliato dagli ortopedici a 120 euro, 79 euro. Trattamento di 3 mesi contro tutti i dolori articolari e artrosici. C'è poco da fare. Dopo i 40 anni noi produciamo sempre meno collagene, di collagene ce ne tantissimi tipi, questo è qua quello più importante, la CC2, ed è quello veramente che ci sta dando e vi sta dando tante soddisfazioni. Una capsula al giorno. La costanza è importante, parliamo di prodotti naturali, di integrazione, il collagene quando è finito tu puoi essere il più bravo sportivo del mondo, il più ricco del mondo, ma quando è finito, basta. Dovete introdurlo con un'integrazione. Il collagene ACC2, noi siamo disponibili siamo distributori per tutta l'Europa, chiamando questo numero 030 68 44 08 030 68 44 08. Prenotatelo adesso per fine settembre, poi ottobre, novembre, dicembre, i 3 mesi principali. Avere il collagene è importante perché arriva comunque alle basse temperature. 79 euro anziché 120, direttamente a casa vostra, consegna gratuita in tutta Italia. Buona estate, prenotate il collagene, usatelo tutti i giorni, una capsula e starete decisamente meglio. Buona estate a voi e alle vostre famiglie. Chiamate quando volete.
Beh, sembra quasi che le abbiamo beccate col lanternino oggi le canzoni, eh? No, non è proprio il giorno giusto per andare a vedere le cascate, cari amici di Sonica Band. Questa è la loro ultima canzone, Sonica, scritto con la K Band. Cascate. Pensate che sono arrivati i primi al Festival della canzone d'amore di Chianciano. Il bellissimo video è girato in Val d'Elsa, sempre in provincia di Siena. Bravi Sonica Band. Naturalmente evitiamo di avvicinarci alle cascate e anche di uscire di casa, se possibile, nella giornata di oggi. A Milano la situazione maltempo ci ha fatto penare e si sta migliorando lentamente, ma avvicinarsi ai sottopassaggi è sempre un colpo al cuore. Cambiamo completamente argomento perché mi manca tantissimo il focus Valle d'Aosta. Nelle prossime settimane riprenderemo anche con questi appuntamenti con il territorio italiano, ma il capogruppo della Lega in Val d'Aosta ha appena pubblicato questa cosa e non posso non farvela vedere. La Aosta Pride 2024. Ma uno dice: ma come? Ma non erano tutti in giugno i Pride? Adesso li fanno anche più tardi. La Aosta Pride torna con 2 Pride Weeks e con la parata anche nel quartiere Cogne. Praticamente adesso questi gay pride te li raccontano come eventi culturali e Andrea Manfrin, capogruppo della Lega in Val d'Aosta, scrive: immagina di organizzare per l'ennesima volta il Gay Pride ad Aosta, a presentarlo come se fosse una manifestazione culturale assolutamente distaccata dalla politica, con ospiti evidentemente politici o politicizzati e temi dibattuti in Parlamento o contenuti in proposte di legge. Immagina di lamentarti presentandoti come una minoranza perseguitata, mentre a fianco a te hai le massime istituzioni cittadine e regionali e io aggiungo anche nazionali. Immagina di piangere miseria mentre vieni ricoperto di patrocini pubblici, sponsor grandi e piccoli e addirittura 10.000 euro solo dal comune di Aosta. Immagina che con quei soldi organizzi eventi di dubbio gusto e anche propaganda gender esclusivamente dedicata ai minorenni. Immagina di essere la figlia di un assessore comunale e a corollario di tutto questo commentare la notizia di questa manifestazione con il commento che puoi leggere sotto. Ecco, dopo tutto questo, qual è il pensiero che ti attraversa? Qual è il commento che vedete sotto? Ve lo faccio vedere, ma non ve lo posso leggere perché è piuttosto volgare. Il commento della figlia dell'assessore comunale di Aosta. Tacciamo di infinite cose, signori, e parliamo di Pontida. E prima mi avete citato politicamente, ricordandomi l'appuntamento di domenica 6 ottobre. Quest'anno la Pontida nazionale della Lega c'è in ottobre, quindi sicuramente con il freschetto, speriamo non nel fango, ma siamo attrezzati anche per quello. Domenica 6 ottobre sul Sacro Pratone di Pontida, in provincia di Bergamo, che si raggiunge tranquillamente in treno perché c'è la stazione a poche centinaia di metri dal Sacro Pratone. Ci ritroviamo tutti lì per capire che cosa succederà nell'autunno politico nazionale, ma soprattutto, come dicevamo prima in diretta, per rivederci, per incontrarci. L'occasione è d'oro, se arrivate da ogni parte d'Italia, per conoscere anche noi dello staff di Radio Libertà. Perché? Perché a Pontida ci sarà lo stand di Radio Libertà. Intorno al Sacro Pratone ci saranno decine e decine di stand da tutta Italia e la cosa bella è che ognuno porta qualcosa da mangiare dai propri territori, diventa un mercato gigantesco. Ma noi di Radio Libertà certamente faremo una speciale diretta, intervisteremo i politici che poi vedrete sul palco, intervisteremo voi, faremo tanti selfie, distribuiremo i nostri gadget, insomma un'occasione per rivederci dopo un anno, perché ci troviamo ogni anno, in quel di Pontida in provincia di Bergamo. Cominciate a scriverlo in calendario se ci avete appena riacceso dopo le vacanze. Ci troviamo il 6 di ottobre.
Ma a proposito di appuntamenti da non scordare, questo è appena uscito, è ufficiale, ve lo dico subito così lo segnate in calendario, sabato 14 settembre. Ogni anno si tiene sempre, c'è anche una specie di rievocazione per i nostalgici, l'ampolla, il sacro fiume Po, vi dicono niente queste parole? Autonomia, identità e democrazia, sabato 14 settembre alle 10 del mattino, la festa del Monviso, presso Pian della Regina a Crissolo in provincia di Cuneo. Segue il pranzo. Se volete informazioni, se volete fare un giro nella bellissima zona del Monviso alle sorgenti del fiume Po, potete contattare Paolo al 348 92 11671, lo ripeto, 348 92 11671. Sabato 14 settembre, Pian della Regina, Crissolo dalle ore 10. Pranzo self-service, c'è un self-service, quindi si paga solo ciò che si consuma a partire da 15 euro, ma soprattutto belle rievocazioni, ricordare i tempi del fiume Po sacro e dell'ampolla. Chi ha orecchie per intendere intende, chi non intende non c'è nessun problema, anche perché ci sono un fracco di altri appuntamenti targati Lega in questi giorni e proprio questa sera si riapre la festa della Lega a Brugherio, Monza Brianza. Questa sera alle 20:30 arriva Guido Guidesi presso l'area feste in via Aldo Moro. È un festone che si è già aperto la scorsa settimana, è arrivato Matteo Salvini, ma questa settimana i nomi sono altrettanto importanti. Guido Guidesi questa sera ore 20:30, ma arriva anche Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in regione Lombardia, anche qui da non perdere per parlare delle beghe regionali, ma anche e soprattutto di Milano. Si parla di autonomia certamente domani 6 settembre, sempre alla festa della Lega di Brugherio, perché alle 20:30 arriva il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, direi da non mancare, in compagnia di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Domani 6 settembre, ore 20:30, al festone della Lega di Brugherio, Monza Brianza. Da salvare nel vostro telefonino come appuntamento importante, se abitate in provincia di Varese, quello di questo sabato 7 settembre, la festa della Lega Medioverbano, dal pomeriggio fino a notte inoltrata, festa della Lega a Besozzo, questo sabato 7 settembre, dalle 17 alla mezzanotte in via Roma 38. Chi arriva? Matteo Salvini. Esponenti politici a livello regionale, europeo e nazionale, musica dal vivo e ricco menù. Se ci ascoltate dalla provincia di Varese, questo sabato Besozzo dalle 17 alle 24, via Roma 38, arriva Matteo Salvini. Arriva Sammy Varin allo Spiedo Padano. Vabbè, scusami, è un po' che ve la meno, sai com'è? Questa domenica 8 settembre con qualunque tempo, perché c'è una tettoia gigantesca per lo Spiedo Padano, lunga lunga come la nostra tavolata, per cui che ci sia un sole pauroso, che debba piovere domenica 8 settembre a pranzo al Foro Boario di Rovato in provincia di Brescia. Ci sarà il sottoscritto Sammy Varin, ma che ce frega, ci sono decine, ma che dico centinaia di politici locali, regionali, nazionali ed europei. È un festone della Lega dedicata ai nostalgici della vecchia Lega, a quelli della Lega di oggi, ma anche ai leghisti futuri e anche a quelli che della Lega non gliene frega assolutamente niente. Perché? Perché c'è lo spiedo da mangiare, ragazzi, e lo spiedo nella zona di Brescia è assolutamente sacro. Nona edizione dello Spiedo Padano questa domenica 8 settembre a mezzogiorno, 25 euro per i grandi, che non vuol dire solo spiedo, ma vuol dire aperitivo. Spiedo con polenta, patatine, dolce, caffè, acqua e vino. Se avete dei figli portateli perché non pagano. Menù bambini gratis, cotoletta, patatine e bibite. Nel pomeriggio sempre attivo il servizio bar, ma soprattutto la bella occasione di incrociare i politici della Lega
senza fretta. Cosa significa? Che saranno seduti a tavola con voi, col Semivarin che gira col microfono, poi un po' l'invito sul palco, ma quelli che non invito restano lì a chiacchierare con voi. Si parla di buona politica. Le vostre proteste possono diventare proposte. Se volete un consiglio, magari quelli che non riescono a venire a Pontida in ottobre, perché poi a Pontida, chiaro che ci arriva tutta l'Italia, c'è un casino della miseria, fateci un pensierino per questa domenica 8 settembre, ma soprattutto fatecelo subito perché bisogna prenotare. La prenotazione è obbligatoria. Chiamate questo numero 338 8700 817, ripeto 338 8700 817, dite uè, voglio venire anch'io, lo Spiedo Padano con Semivarin sul palco, ma soprattutto con tanta bella gente a mangiare lo Spiedo Padano, una squisitezza che non si può assolutamente perdere. Ci sono ancora eventi targati Lega e cavolo se ce n'è. Guarda qua ad esempio, è 6 settembre, festa della Lega a Modigliana, qui siamo in provincia di Forlì Cesena, Foro dei Tigli. Ore 20, Chiara Bonfante, Roberto Biondi. Alle 20:15 si parlerà di pale eoliche, un gravissimo problema. Tu dici, ma come? Il green c'è? No, sta diventando un problema, non soltanto in centro Italia, ma anche nelle isole, soprattutto in Sicilia e in Sardegna. 20:15, 6 settembre, domani, si parla di pale eoliche con il sindaco di di Rocca San Casciano, Marco Valenti. C'è anche, sì, il sindaco di Modigliana, Giader Dardi, e il dottor Alessandro Liverani. Il 7 settembre, invece, all'ora di cena alle 20, arriva il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone. Elena Ugolini, candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna, indovinate di chi? Immagino del centrodestra. È il caso di farci avanti se mi seguite dalla zona di Forlì Cesena. 6 e 7 settembre, festa della Lega Modigliana, via Foro dei Tigli, numero 7. Qui mi fermo, ma ci sarebbero tanti altri appuntamenti targati Lega sul territorio. Vado avanti a raccontarveli domani. La cosa più importante certamente in questo momento è stare in casa, non uscire se non ne avete assoluta esigenza, perché il maltempo è ancora forte su gran parte del nord. Io torno domani, ore 12:30. Ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo.